Ma Indipendenza Veneta ha preso il 2,52%? Sì, come mai? Il motivo? Il motivo è semplice, perché i sondaggi ci davano, nonostante la nostra pochissima capacità di penetrazione comunicativa, perché siamo stati vietati ad accedere a Sky, porta a porta di Bruno Vespa ci ha detto di no. Cioè praticamente noi, i mezzi di comunicazione ufficiali, nonostante l'ufficialità della mia candidatura, ci hanno non ignorato, ci hanno escluso totalmente. Mi ricordo, perché la questione, quella di Vespa, ha detto sì, l'indipendenza, sì. ma a chi interessa? A chi interessa? Ma se l'aveva detto lui nella sua trasmissione 6 mesi prima, che se non ci fossero le tasse del Veneto l'Italia durerebbe 6 giorni, non 7, e non interessa un problema del genere. Allora abbiamo perso, hanno visto che avevamo i sondaggi, nonostante la comunicazione, che ci davano agli ultimi 10 giorni, prima della scadenza del termine a presentazione delle liste, unico movimento tra l'altro che ha raccolto le firme, quindi l'accorpamento tra tutte le varie fazioni, i cosiddetti gruppuscoli, si era realizzato di fatto, ci davano intorno all'8%, che cosa hanno fatto? Hanno creato la lista civetta e ci hanno spazzato in due, quindi c'è un 2,5, una lista che si chiama Indipendenza ma che parla di federalismo, di autonomia, di cosette, di concessioni, quindi non parla di indipendenza, anche se elogia la Catalogna, elogia tutti quelli che fanno quello che fanno gli altri, però in Consiglio regionale non si fa atti concreti, atti istituzionali, dichiarazioni ufficiali come quelle che ho fatto io nell'atto di intervento alla Corte Costituzionale dicendo: cara Corte, elegantemente, non sei competente a decidere sull'autodeterminazione perché questo principio viene prima della Carta Costituzionale, ti mancano i parametri di valutazione della legittimità costituzionale di questo nostro esercizio. E allora, nonostante questo, silenzio. Lei dovrebbe darmi la parola per 3 ore perché io spieghi queste cose qua. Magari, ha ragione, però magari noi potremmo stare anche... Noi dormiremmo, continueremo a dormire. No, nel senso, magari non ci alziamo, stiamo a casa. Ma io sono d'accordo con Morosini. Magari la prossima volta viene solo lui. Però no, ma finora hai parlato no, ma non ho detto. No. A me fa piacere che parli. Ma guardi che Morosini ha fatto